Stai partendo il video, no? E poi mi chiami. Quindi, vabbè, ti do del tuo, dico ciao Fabrizio, no? Grazie dell'invito. Ok, ok, perfetto. Sì. Coronavirus, argomenti locali e nazionali, sport, musica e situazioni in genere sulle quali discutere. Hai la tua da dire? Vorresti condividere il tuo punto di vista? Ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook sulla pagina Nova Network San Michele Salentino va in onda. Ne parliamo dopo le 18. Un incontro online con tanti ospiti, domande e soprattutto risposte. Seguici e partecipa ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook dalle 18:30. Ne parliamo dopo le 18. L'appuntamento della sera di Nova Network. Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records Amsterdam, etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa intrattenimenti musicali, musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa intrattenimenti musicali, il divertimento è una cosa seria. Prezioso accessori moda, pelletteria e abbigliamento donna in via Pascoli 23 a San Michele Salentino. Seguici su Facebook e Instagram. Prezioso accessori moda, il tuo stile a portata di mano. Buonasera Londra. Sto per firmare un provvedimento. Sì, certo. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più l'Italia, non ci sarà più lavoro, non ci sarà più zona protetta, che possiamo sintetizzare con l'espressione Non ce n'è Covid. io resto a casa. Sì, certo. Abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio. Sti cazzi. Che cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Siccome dalla protezione civile, dal Dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora amici cari vediamo di capirci bene. Non ce n'è Covid. Perché in un teatro possiamo far entrare 200 persone, ma in un matrimonio sono ammessi massimo 30 invitati? Qual è la ratio? Se io volessi fare la mia festa di matrimonio dentro un teatro, quanta gente potrei invitare? Beh, ci vuole veramente una fantasia. Stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica? Non ce n'è Covid. Facciamoci un sorriso anche in momenti difficili. Cos'è che posso fare per raggiungere il mio pieno potenziale oggi? A volte mi chiedono se la scienza del sé è una scienza o in realtà un'arte. La scienza del sé comprende quelle aree di studio
che sono essenziali per il nostro vivere bene e che non abbiamo affatto toccato nel periodo scolastico. Che cosa sta succedendo? Come mai migliaia e migliaia di studenti stanno frequentando corsi in felicità? Sono sempre più interessati alla scienza del sé. E la felicità è in relazione ai rapporti sociali, alla gratitudine, al coltivare la gratitudine. In molte persone è atrofizzata e riutilizzarla per lavorare sulla scienza del sé, che utilizza ugualmente il destro e il sinistro. Sarà un piacere continuo, non vi sentirete di lavorare un giorno della vostra vita. Il proposito di vita e il significato che diamo alla vita. Una maggiore felicità porta a una maggiore produttività. Le persone che si sentono particolarmente felici sono in grado di abbracciare e gestire tutti gli aspetti emotivi del sé. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati, sempre più o meno puntuali ogni martedì e giovedì con una nuova puntata del Ne parliamo dopo le 18 di questo giovedì 17 dicembre, 11ª puntata di questo format serale. Siamo in ritardo di qualche minuto, però oggi una puntata davvero particolare, una puntata veramente speciale, perché oggi parleremo di felicità. Oggi parleremo del viaggio che ognuno di noi percorre durante la propria vita, perché il titolo di questa puntata è proprio La ricerca della felicità, e lo faremo con degli ospiti particolari, lo faremo con degli esperti, e vado subito a presentare il primo, o meglio la prima ospite di questa sera. Presento, innanzitutto la salutiamo perché so che è impegnatissima, Manuela Visconti. Buonasera Manuela. Ciao Fabrizio, buonasera a te, buonasera a te gli ascoltatori. Allora, innanzitutto grazie per questo invito. No, grazie a te, e ci diamo del tu perché ormai ci conosciamo da diversi anni, quindi sono doppiamente felice di averti qui come ospite questa sera. E innanzitutto vado a presentarti per quello che sei in questo momento e parlerai delle cose molto interessanti. Allora, Manuela Visconti è un'operatrice olistica delle scienze del sé e ovviamente anche di biotransenergetica. Allora, per sommicata, andiamo per ordine, Manuela. Che cos'è appunto? Innanzitutto abbiamo mandato anche un clip che tra l'altro mi hai girato ed è stato molto interessante. Che cos'è la scienza del sé e ovviamente in che maniera nelle tue tecniche la adoperi? Ti ringrazio Fabrizio della domanda. La scienza del sé è una competenza che si allena sulla felicità, è quindi un percorso di scoperta dei propri bisogni, valori, talenti e competenze, emozioni, per tracciare quel proposito di vita che ci guida, che la stella polare di ogni essere umano dovrebbe essere la stella polare di ognuno di noi, che ci dà senso e significato all'esistenza. Quali sono le strade quali sono le strade da seguire, Manuela, per cercare di trovarla questa felicità? Quali sarebbero le strade secondo i tuoi metodi e secondo quello che tu hai studiato? E tanta gente ormai si sta avvicinando, no? Perché la ricerca... Sì, tantissima gente, non solo gente diciamo singola, comune, ma anche organizzazioni e società, perché si è visto che la felicità è un requisito fondamentale per l'efficacia di un'impresa anche, non si direbbe. Per molte organizzazioni sono dirette, le più grandi organizzazioni mondiali sono dirette ad allineare la felicità nel proprio progetto aziendale. Infatti... Ma non solo questo, è importante anche innanzitutto partire dalla propria felicità di ogni giorno, no? della vita di ogni giorno.
come, in che modo? Innanzitutto è un processo di consapevolezza, di autoconsapevolezza, quindi è un processo di andare a rielaborare il proprio vivere quotidiano, se si è allineati alla propria esistenza, no? Alle proprie potenzialità. Certo. Infatti proprio E l'altro questo giorno... è un progetto di ricerca, insomma, di Infatti scoperta, ricerca e scoperta. hai detto una cosa, tra l'altro anche l'altro giorno ti mandai un messaggio dicendo: Emanuele, ho trovato Sì, delle frasi nei video che mi hai ecco, suggerito, che ho trovato anche in pratiche aziendali, psicomarketing mi ha detto, psicomarketing. Ho no? usato il termine proprio Sì, psicomarketing perché era proprio citato in un manuale di psicomarketing, dal quale ho attinto per tanti anni, e mi sono ritrovato, nel senso che hai detto una cosa fondamentale, perché essendo la base, no? Perché penso che essere felice, la ricerca della felicità di ognuno di noi deve essere poi trasportata in qualunque campo, in qualunque settore, anche a livello, e soprattutto ovviamente a livello salutare, mentale, ma anche lavorativo, perché hai detto che ma ormai... anche la parte non si direbbe, no? Invece proprio nell'ultima conferenza mondiale, la business del 2019, eh, i più grandi aziende mondiali hanno redatto un manifesto che mette proprio al centro dello sviluppo dell'impresa il proposito attraverso l'attenzione alla creazione di valori per i clienti e i dipendenti e il sostegno alla comunità e il rispetto dell'ambiente. Questo è un bel cambio di paradigma mentale, Certo. cioè si passa da una cultura manageriale egosistemica ad una ecosistemica che mette al centro l'anima dell'azienda, la sua profonda ragion d'essere. Quindi è un bel cambio di paradigma. Però Quindi si vede che tutte queste aziende hanno notato l'efficacia poi che si produce nell'azienda, efficacia non solo a livello produttivo ma anche aziendale dei propri dipendenti e la felicità che si crea, no? certo. È importante, sì. In che maniera operi tecnicamente, andando nello specifico, in che maniera operi in questo, Ma in questo settore straordinario? dalle esigenze del cliente, perché può esserci il cliente singolo, no? Il ragazzo, l'adolescente, la coppia, dipende dal sistema di riferimento che si vuole creare, quindi dipende dalla persona che si ha di fronte e dall'obiettivo che la persona persegue. Innanzitutto bisogna un po' smontare le convinzioni che ognuno di noi ha su se stesso, e queste sono delle convinzioni ereditarie che noi abbiamo ereditato, soprattutto nella prima fase della nostra vita, da 0 a 6-8 anni, in cui noi siamo in una fase di programmazione, si chiamano delle onde teta e beta, che ci programmano, e attraverso questo nostro modo di vedere la realtà in quella fase dell'età, noi vediamo poi la realtà e la manifestiamo successivamente. Quindi bisogna andare a rielaborare tutta una serie di processi inconsci che ci portano a non vivere la nostra vita appieno, e poi andare a analizzare il nostro obiettivo, il nostro proposito di vita, cosa ci fa essere felici a ognuno di noi in modo diverso, perché ognuno di noi comunque è diverso, quindi ha i propri valori e la propria sfumatura di unicità, no? Certo. Quindi è diverso per ogni situazione, si può lavorare in modo singolo, in coppia o in modo aziendale, però dipende da che punto di vista uno vuole crescere, no? Io auspico che ognuno cresca innanzitutto per se stesso, perché il crescere individualmente porta benefici a tutto ciò che ha intorno, no? Sia essa un'azienda, sia essa una famiglia, sia essa nella comunità in cui vive, quindi in questo modo. Quindi è Forse un processo, sì. una domanda forse scontata, ma che poi probabilmente racchiude tutto, no? Anche se poi forse hai già risposto, però perché è così importante essere felici, Manuela? Perché è così importante? Perché non esserlo? Perché appunto siamo abituati
a essere in uno stato di sopravvivenza. Invece dobbiamo resettarci e incominciare a vivere una vita piena di abbondanza. Noi siamo comunque i creatori della nostra vita, o siamo consapevoli di questo o non lo siamo, siamo i creatori della nostra quotidianità, della nostra vita, attraverso gli atti che facciamo e le scelte che compiamo ogni giorno. Ogni giorno, consapevolmente o no, noi effettuiamo delle scelte che determinano il nostro futuro inevitabilmente. Quindi la responsabilità è innanzitutto individuale. Accorgerci di questo ti dà potere comunque personale, no? Sì. Non bisogna aspettarsi dagli altri, no? Incominciamo a fare un lavoro, ognuno fa un lavoro su di sé, conoscere se stesso, le proprie potenzialità, che sono infinite, sono veramente infinite, ci autolimitiamo e ci autodeterminiamo. Quindi se scegliamo una direzione di felicità per il nostro benessere e per ciò che c'è intorno, no? Meglio per tutti, direi. Chi non vorrebbe vivere una vita felice? E ciò è possibile, anche se abbiamo una eredità millenaria sulle spalle, abbiamo un'eredità millenaria sul senso di colpa, di peccato che ci pesa e ci condiziona. Soprattutto noi occidentali. La base di tutto per coloro, per noi che non diamo la giusta importanza, quando poi credo sia la base, no? Per vivere bene, per vivere normali. Ma anche per vivere sani, stavi dicendo bene, anche in salute, perché la nostra biografia si traduce nella nostra biologia. Quindi tutto ciò che noi ci impediamo, non siamo o tratteniamo si ripercuote a livello fisico, a livello mentale, cioè si ripercuote anche a livello di salute. Bisogna lavorare Questo dal è evidente. profondo, quindi bisogna sempre Certo. lavorare dal nostro profondo. Certo, una scoperta, i primi passi sono i passi più difficili, no? Certo. Perché devi mettere in discussione un po' di abitudini. Sono le cose più difficili da estirpare sono le nostre abitudini. E innescare quelle abitudini potenzianti che ci allineano alla direzione che vogliamo intraprendere, no? I nostri sogni. Riprendiamo a sognare. Riprendiamo a desiderare, che è il motore più forte dell'essere umano, il desiderio. E in questo periodo, poi sotto Natale, in questo periodo di epidemia, è fondamentale. Dovremmo non imparare. Coltivare questi pensieri, insomma, negativi. Dovremmo imparare, ma nel vero senso della parola, Manuela, non so se sarai d'accordo con me, a essere proprio padroni della nostra vita, nel senso che noi lo siamo padroni della nostra vita, però a volte prendiamo il timone, ce lo dimentichiamo, prendiamo il timone e dobbiamo esserne consapevoli. Sì, l'autoconsapevolezza è la base di tutto. Certo. Sai che non sarà, è la prima volta che sei ospite su Nova Network in questo programma, ma saprai, conoscendomi, forse ti sarai già immaginata che non sarà l'ultima volta, quindi io, se sei d'accordo, vorrei strapparti la promessa che chiedo a tutti, però oggi voglio farla veramente come si dice, seriamente, perché è un argomento che penso sia di fondamentale importanza, credo. Quindi Guarda Fabrizio, noi abbiamo tante potenzialità, ogni essere umano ce l'ha, le lascia così incolte che questo è un vero peccato, forse l'unico peccato è questo, non realizzare la propria vita, il proprio sogno, il proprio obiettivo, la propria bellezza, il proprio splendore. Cioè, è proprio abbiamo questa bella possibilità, opportunità di essere nel mondo, diamo il nostro contributo e lasciamo il nostro contributo. Vuoi dare un po' pure per consulenze, perché comunque è anche, oltre il tuo stile di vita, è anche la tua professione fondamentalmente, perché seguire
Cioè tu oltre a seguire te stessa hai anche l'arduo compito di seguire magari gente che non sa di avere questo potenziale che ogni essere umano ha, forse. Quindi, Ogni essere umano, sì, ogni essere umano ha, certo, assolutamente. E quella è la bellezza, che nessuno ne è privo, ognuno ha il proprio proposito, se ne dimentica, è come dirigere la propria auto senza avere una direzione chiara e certa, no? sì. Vuoi lasciare un po' di Certo. contatti, Manuela, affinché la gente possa seguire questo splendido mondo di cui non, cioè, di cui fai parte? È sbagliato perché dovremmo farne parte tutti, ma questo splendido mondo di cui tu hai la consapevolezza e la capacità di far capire agli altri. Vuoi dare qualche contatto? Guarda, io posso lasciarti o lasci tu il mio contatto telefonico, per adesso posso lasciarti questo Ok, per trovarmi. allora lo faremo nei commenti, poi magari Nei commenti, ne parliamo in perfetto. privato e troviamo una formula affinché Sì. poi perché questa puntata, come tutte le puntate, rimarrà in eterno sulla pagina Nova Network, ma poi anche per chi non è presente su Facebook, questa puntata stasera stessa verrà caricata anche su YouTube, e i ritardatari, perché ogni settimana ormai vanno sempre ad accumulare, perché abbiamo una vita frenetica, quindi i ritardatari per chi non si sta godendo in questo momento la diretta e quindi la possibilità di fare domande in Non diretta. aver mai tempo, no? Non si ha mai tempo, si dice questo. Questa è un'altra bella convinzione, non si ha mai Esatto. tempo, ma quei 5 minuti li devi trovare, almeno per te stesso. Se non li Esatto. trovi tu, chi li può trovare per Esatto, te? esatto. Quindi Quindi iniziare dai piccoli passi, poi questa è una piccola chiave, no? Iniziare dai piccoli passi ogni giorno. certo. È un impegno verso se stessi ogni giorno, dei piccoli passi che producono tanto, però. Per coloro che Va non si bene. sono collegati e che magari vedranno questa puntata in differita, peggio per loro innanzitutto, perché hanno perso la possibilità di fare delle domande interessanti a te, Manuela. Però Ti ringrazio. magari torneremo a parlare di questo bellissimo argomento. Certo. E saluto Ezio perché oltre a essere presente, le ringrazio anche per avermi anche suggerito questa puntata, e quindi va dato atto che Ezio, che ci ha scritto anche nei commenti, ci sta salutando, lo ringrazio pubblicamente. Sì, perché non è tanto conosciuta, ti ringrazio a te, non è tanto conosciuta, anche se soprattutto qui da noi nel Salento non è conosciuta. Spero che si possa estendere. Eppure il mondo è uno solo, Manuela. Il mondo è Eppure uno il solo. mondo è uno solo. Però è quello che ci costruiamo, che è quello che vogliamo vedere. Esatto. Dico anche questo. Quello che vogliamo vedere. Esatto. Salutiamo anche il nostro Gianfranco che ci sta ascoltando. Allora, Manuela, io ti saluto, ti ringrazio e Grazie a voi. ti do un risentirci. E spero anche un Vi arrivederci. ringrazio. Spero anche un arrivederci, perché ormai da tanto tempo è passato troppo tempo dall'ultima volta, quindi speriamo sempre che questa situazione possa finire, e vorrei invitarti salutiamo anche Tonia, vorrei invitarti a tornare da noi a parlare di questo spettacolare mondo che Ti ringrazio, che veramente Fabrizio. ci hai regalato mezz'ora, che di meno di mezz'ora, ci hai regalato veramente quasi mezz'ora di tranquillità, e già questo è una dimostrazione che forse non hai tutti i torti, anzi hai dato una maggiore, no? Hai sottolineato maggiormente che ti si dico io, può. Fabrizio, si può. No. Ti ringrazio, Manuela, e buona serata, buone feste, e che questo Natale almeno ci porti un po' di tranquillità, rimaniamo in tema, va bene? Va bene. Grazie, Manuela, un Ciao abbraccio. Fabrizio, grazie a tutti voi. Ciao. Una buona serata. E noi andiamo avanti, salutiamo la nostra Manuela che ha dato il suo contributo, che ritornerà sicuramente a parlare con noi
Adesso facciamo un mezzo minuto di break musicale e vado a presentarvi anche la prossima ospite che avrà tante cose belle da dire. Nel frattempo un break musicale, ricarichiamo le batterie, stiamo tornando, siamo sempre su Nova Network in compagnia dello Zio Pipi e siamo sempre qui Ne parliamo dopo le 18. Oggi parliamo della ricerca della felicità. Life is a reflection of what's inside. Whatever you do, it'll come back to you. Yeah, 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 it's karma, it's karma. Remember to choose what life gives to you. Yeah, 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 it's karma, it's karma. Feel the love, send it out. What goes around comes back around, right back into you. Whatever you do, you'll come back to you. Yeah, 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 it's karma, it's karma. If there's a battle in your head, you're gonna live in armor. But if your soul guides you instead, you walk a path of flowers. Oh, can we try to balance the dark with light? 'Cause a night for a night turns the whole 19.02, sempre in diretta qui su Nova Network, sempre in compagnia dello Zio Pibi, sempre a parlare dell'argomento spettacolare di quest'oggi. L'argomento ovviamente è la ricerca della felicità. Abbiamo ascoltato Manuela che ci ha dato il suo punto di vista secondo i suoi studi, secondo il suo operato. E lei è operatrice olistica e operatrice della scienza del sé. E adesso andiamo a presentare un'altra grande ospite, molto contento di averla qui con noi. Vado a presentare, mi metto anche la schermata così abbiamo tutto. Ok, sempre se non sbaglio in continuazione. Eccola qua, al telefono Francesca Maruccia. Buonasera Francesca. Buonasera, ciao a tutti. Innanzitutto come stai? Partiamo sempre, visto che oggi l'argomento è la ricerca della felicità, oggi l'argomento è la ricerca della spiritualità, perché con te andremo anche ad affrontare questo argomento, questo modo, questa via di ricerca della felicità. Come stai Francesca? Sto bene, poi vabbè, ci siamo scambiati 2 battute questa mattina. Sì. E non so se preoccuparmi, chiamarti al volo e dirti oppure infatti ho sorriso e ti ho mandato ti ho mandato anche il simbolo del rock and roll, credo, che se non ricordo male. Sì, appunto, perché da quando mi hai chiesto, diciamo, questo intervento, diciamo, mi è sembrato come se l'universo si prendesse un pochino gioco di me. Sono un pochino complicate le cose della mia vita, sono stata messa a dura prova, è stata messa a dura prova la mia fede, però va bene, tutto a posto, sono solida, sono forte. Mi stai facendo passare come l'uccello del malaugurio per i nostri ascoltatori. Ma no, è una prova, quando uno fa qualcosa di grande, perché poi secondo me condividere con gli altri è un atto di coraggio, no? Certo. E quindi
cui è come se un po' l'universo ci mette un po' nelle condizioni di dire vabbè, vediamo, sei veramente così, così preparata ad affrontare tutto? E quindi sono i piccoli scherzetti della vita. Va bene così. Allora, Francesca, educatrice, insegnante di yoga, fotografa, cantastorie, tanta roba. Sì. Però vorrei che ti presentassi come si deve tu. O vuoi che vada io a farti qualche domanda? Innanzitutto dai una... Vai. Allora, vai oggi, con la domanda. oggi le domande oggi sono ben precise perché ovviamente anche coloro che ci stanno ascoltando colgo l'occasione per non avere paura a scriverci nei commenti. Allora, Certo. Francesca, probabilmente c'è nella vita di ognuno di noi un momento cruciale in cui decidiamo che vogliamo diventare. Sì, Racconta- ci sono tanti di momenti, sì, però c'è. E io Sì, vorrei che assolutamente. tu raccontassi e ricordassi il tuo. Sì. Come dicevo prima, ci sono tanti momenti, no? Perché poi la vita di ognuno di noi segue un po' lo stesso ritmo, no? Se vogliamo. Esiste un tempo che gli antichi greci chiamavano Kairos, che a differenza del Kronos, che si riferisce, diciamo, al tempo logico, quello sequenziale, significa proprio momento opportuno, no? Il tempo di Dio. E io, insomma, sono stata giovane negli anni 90, quindi anni che anche tu immagino Ecco, abbia volevo dire, vissuto come me, volevo con lo dire- stesso spirito, volevo dire- probabilmente. Ci hai dato con un colpo solo, hai beccato due vecchie, hai beccato. Comunque, scusa, ci tenevo a sottolinearlo, continua. E quindi, insomma, sono stata giovane negli anni 90, degli anni in cui, cioè, si portava un po', diciamo, orgogliosamente addosso questo, come un baluardo, questo profondo senso di insoddisfazione, di isolamento, se vogliamo, no? In cui, diciamo, abbiamo sperimentato, dico abbiamo noi di quella generazione, non ti voglio coinvolgere. Sperimentavamo, diciamo, i mondi più bassi, no? Gli strumenti anche più malsani, forse, di evasione. Vabbè, ogni periodo ha avuto il suo. Talvolta- Ogni periodo ha Sì, avuto il suo. talvolta di vero e proprio autolesionismo, insomma. Ed era un'evasione nichilista, no? Da tutto quanto ci circondava, quindi il mondo mi appariva privo di senso, mi appariva un grande caos. Per fortuna, a differenza di quegli anni, io avevo la passione politica un po' che mi accompagnava, quindi mi infiammavano i discorsi di Gramsci, portavo sotto il braccio orgogliosamente il Capitale, perché allora pensavo che era, nonostante il datato, fosse quello lo strumento per cambiare la società. E poi però, siccome la vita secondo me poi alla fine è l'arte dell'incontro, no? Se siamo abbastanza, come dire, se siamo nel presente poi ci accorgiamo di tante opportunità che la vita ci pone. Infatti poi su questo concetto magari ci ritorno dopo, perché poi Certo. secondo me è un concetto importante, su cui vale la pena soffermarsi, no? Questo della sincronicità, di essere comunque attenti e in ascolto rispetto alla vita. E insomma, in quel periodo avevo 17-18 anni e passavo un po' le giornate, un po' come tutti si fa in quel periodo, però avevo un fidanzatino all'epoca che aveva il papà che insegnava meditazione e yoga, e tutte le domeniche andava in questo ashram a Cisternino dove si cantavano i bhajan, che erano questi canti sacri indiani. E io seguivo i suoi genitori, lui no, perché come sempre siamo in conflitto, no? Poi con i genitori, però io, siccome non erano, diciamo, i miei genitori, quindi io invece li seguivo, e quindi da lì ho cominciato intanto a fare yoga, già a 18 anni. E lo yoga per chi non lo sa, insomma, è una pratica molto molto antica che è basata su una serie di esercizi fisici e anche mentali,
che allenano il corpo e la mente a diventare forti, flessibili, a combattere lo stress, a creare la pace interiore e soprattutto a sperimentare cosa significa vivere veramente in presenza, no? Sereni e concentrati. Diciamo che quello è stato un primo step che mi ha portato diciamo in un mondo che poi si sarebbe rivelato il mio mondo, non so come dire, e che ha spostato un pochino la mia attenzione dalla sofferenza alla presenza. E quindi poi negli anni è stato un crescendo. Poi anni dopo ho incontrato il buddismo e anche lì c'è stato un cambiamento molto grande, perché il buddismo già di per sé ci emancipa, diciamo, dall'idea che intanto non esiste un Dio buono o cattivo che decide gli eventi della vita, ma neanche ci emancipa anche dall'idea del caos, no? In qualche modo. E quindi in un certo senso il Buddha, che meditando ha scoperto che non esiste una vera differenza fra gli esseri umani, e non solo, cioè non c'è proprio differenza fra tutti gli esseri viventi. Ci parla dell'illusione, no? Sì. Della mente annebbiata, che ci fa sentire in qualche modo la separazione dagli altri, che ci porta a odiare, a ferire i nostri simili. Cioè il Buddha ha scoperto che proprio scendendo dentro noi stessi, toccando quella zona che è dentro di noi, che è ancora incontaminata, aperta, veramente ci apriamo, no? E non c'è più posto per le differenze, per il pensare questo è bello, questo è brutto, questo è ricco, quello è povero. È qualcosa di rivoluzionario, soprattutto per l'India dell'epoca, che era divisa in caste. E l'India che crede nel karma come qualcosa che puoi solo in qualche modo subire, no? O scontare. E invece il Buddha ci dice che il karma si può cambiare attraverso la meditazione. Infatti il Buddha dice: siediti e medita e vedrai che tutto può cambiare. Quindi che se cambi dentro di te, cambia il tuo cuore, cambia il mondo, cioè capisci che rivoluzione. E quindi lì in un certo senso io ho capito, io che ho avuto sin da bambina, diciamo, un'attenzione particolare anche verso le ingiustizie, mi sono fatta sempre un sacco di domande. Incontrare il buddismo per me ha significato non dover delegare più in qualche modo la responsabilità di ciò che succede a un leader politico, piuttosto che ad un guru, piuttosto che a qualcun altro, ma solo a se stessi. Ancora mi infiamma la bandiera rossa, però vabbè, questo è un altro discorso. Però insomma, diciamo che il buddismo mi ha messo veramente in connessione con quello che è il senso di responsabilità, perché diciamo che noi raramente cogliamo l'occasione di renderci conto che la responsabilità della nostra vita e delle nostre scelte è solo nostra. Certo. E allora finalmente cioè, quando mediti si fa spazio nel cuore la consapevolezza che noi abbiamo la chance di cambiare le cose proprio nel momento in cui ce ne facciamo totalmente carico, ed è liberatorio poter arrivare a crederci, ed è anche estremamente potente, perché cominci a vivere una vita diversa, a sentirti protagonista. È quello che volevo, perché so che tra l'altro sei un uragano, quindi ogni tanto devo anche intervenire. Certo, allora, certo. È arrivato il giorno in cui, no, tramite la fede hai trovato la tua dimensione. Come applichi gli insegnamenti della fede, in questo caso gli insegnamenti buddisti, nella tua vita quotidiana? Ecco,
E sì, come dicevo, appunto, intanto il buddismo mi ha insegnato a prendermi la responsabilità, no? Perché c'è questo concetto bellissimo nel buddismo che si chiama i shofuni, no? Io e l'ambiente, dove l'ambiente non è altro che un riflesso di quello che noi abbiamo dentro. E noi questa realtà la possiamo sperimentare ogni giorno nel momento in cui ci prendiamo la responsabilità. Allora, che cosa significa prendersi la responsabilità? La visione, diciamo, delle religioni monoteiste, no? Specie del cristianesimo, dell'ebraismo, situa l'umanità, diciamo, al vertice di un ordine naturale, mentre per il buddismo l'essere umano è parte del cosmo, no? Quindi diciamo che il buddismo non è che prescrive particolari condotte di vita, cioè non giudica nessuno in base al genere, alla razza, alla posizione sociale ed economica, non discrimina in base agli stili di vita. Il buddismo mira semplicemente a rispettare tutti gli esseri viventi così come sono, cercando di vedere sempre il potenziale che è racchiuso in ognuno di noi. Quindi, praticando, alla fine si tende a sviluppare un'etica di vita che non è imposta dall'esterno, non è dato da divieti o obblighi, ma parte da uno slancio veramente interno. È come se, come dire, piano piano, in modo quasi naturale, cominciamo a creare situazioni e pensieri che tendono al dialogo invece che al conflitto, all'incontro e all'ascolto invece che all'etichettare, a liquidare qualcuno sulla base di quello che poi alla fine non capiamo, che sentiamo estraneo, no? Sì. Il buddismo crede poi alla fine che si possa arrivare un giorno alla pace nel mondo, a patto che ognuno cominci a fare pace con se stesso, con tutte le persone con cui ha a che fare nella sua vita di ogni giorno, iniziando magari proprio dai rapporti più stretti, che spesso poi sono quelli che fanno più male. E il buddismo ci insegna che prima di poter cambiare il mondo dobbiamo imparare a conoscerci, a cambiare noi stessi, quello che dentro di noi non è risolto, quello che ancora punge e che fa male, quello che divide e che crea sofferenza. Quindi per me è stato rivoluzionario, perché alla fine mi sono resa conto che siamo tutti veramente molto legati e interconnessi, e che quindi davvero un mio gesto ha un'influenza poi nel mondo, no? A partire da come decidiamo di comportarci con gli altri, se decidiamo di giudicare oppure di prenderci sempre la responsabilità, decidere cosa mangiamo, perché anche l'atto di mangiare stesso, no? Può essere violento o non violento, scegliere di cosa nutrirsi, scegliere, esprimere la gratitudine, no? Che è alla base di una vita di valore. Questo per esempio mi ha insegnato tanto il buddismo, perché ad essere grato ogni giorno per tutto, con tutti, e diciamo che la gratitudine sta alla base, e poi a curare veramente ogni cosa nella vita quotidiana, a curare il linguaggio per esempio, no? Perché come direbbe Marshall Rosenberg, che è il fautore della comunicazione non violenta, le parole possono essere finestre oppure possono essere muri. Anche il linguaggio stesso modella il nostro cervello, le nostre convinzioni, i nostri atteggiamenti, ed è proprio alla base del nostro modo di pensare e di agire. Ed è una cosa che dovremmo imparare tutti, fondamentalmente. È una cosa che dovremmo imparare tutti. E prima hai detto una cosa dove dovremmo imparare, no? Cioè, poi ritornando anche a quello che ha detto precedentemente Emanuela, dovremmo cercare di capire noi stessi, analizzare noi stessi e cercare fondamentalmente tu hai aggiunto anche di rispettare tutto quello che ci circonda. Esatto. Tu hai trovato credo, no? L'argomento del giorno è proprio la felicità. Che cos'è per te la felicità, e come un essere umano come si raggiunge la felicità?
Questo è un discorso ampissimo, però diciamo, volendo proprio sintetizzare al massimo, io credo che la felicità intanto è collegata alla capacità di vivere la propria vita pienamente, in piena presenza mentale, stando nel qui e ora, perché poi alla fine io mi sono resa conto, grazie alla meditazione, che noi viviamo continuamente in questo dialogo interno che è sempre rivolto o al passato, quindi a qualcosa che non c'è più, oppure proiettato nel futuro, e quindi siamo o nella frustrazione di un passato che ancora fa male, o nell'ansia di un presente che poi in realtà non esiste, e quindi ci perdiamo poi il gusto delle piccole cose. Io credo che la felicità stia nel vivere una vita piena, nel vivere pienamente ogni momento. E poi la mente, c'è una frase molto bella che sta nei sutra del Buddha, che è: la mente assume la forma di ciò che contempla, che per me questa è proprio un mantra che io mi ripeto sempre. Quindi è dove cerchiamo di in qualche modo, dove noi poniamo la nostra attenzione, è lì che seminiamo, no? E per ritornare proprio al concetto di gratitudine, è sempre lì poi alla fine il punto, no? Ad esempio Patanjali, che è il più grande teorico dello yoga antichissimo, fra le sue 5 osservanze parla proprio di santosha. Dice lui santosha, che è un termine sanscrito che significa accontentarsi, no? Allora noi occidentali siamo abituati ad avere molto più del necessario, quindi facciamo molta fatica ad accontentarci, anche perché la stessa parola suscita in noi, diciamo, un certo fastidio, no? Sì. Invece accontentarsi nella logica comune ha una connotazione negativa, perché si ritiene che chi si accontenta sia un debole, un rinunciatario. Invece in realtà accontentarsi significa semplicemente essere grati alla vita in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature. Il primo pensiero positivo deve riguardare proprio il fatto stesso di essere vivi. La sofferenza in realtà non possiede un'esistenza oggettiva, cioè se noi la affermiamo di continuo esiste, ma se noi la neghiamo non esiste più. La radice del dolore, diciamo, che si annida nella mancanza di eroismo, secondo me, di coraggio poi nell'uomo, no? Quando manca l'elemento eroico nella struttura mentale di una persona, la sua mente sarà sicuramente soggetta a tutte le possibili sofferenze, poi sofferenze effimere, no? Invece la conquista della mente porta alla felicità nella vita, finché il conquistatore nell'uomo rimarrà sveglio, nessuna sofferenza può in qualche modo farsi spazio, no? Diciamo che arrendersi e non combattere più vuol dire diventare prigionieri della sofferenza e anche dell'ignoranza, no? Perché poi chiaramente la vita non è altro che un continuo superamento di problemi, ogni problema è in attesa di una soluzione, e però è proprio nel cercare questa volontà di risolvere, ma non per se stessi, per tutti, perché poi alla fine, secondo me, essere felici non è un diritto, è proprio un dovere, specialmente per noi che poi abbiamo l'essenziale sicuramente, no? È una frase bellissima, semplice, che è la chiave di quello che è l'argomento di oggi. Essere felici non è un diritto, è un dovere. Tu hai anche un ruolo importante, perché sei anche un'educatrice, quindi cerchi anche, no, di al di là del credo che tu debba miscelare, dosare la giusta dose di insegnamento ad essere, no, a preparare ad essere anche felici. O sbaglio? Esatto. Infatti quello che io cerco tutti i giorni con i miei ragazzi, io lavoro anche con i ragazzi disabili e sto facendo poi questa esperienza meravigliosa di integrazione anche di tutto quello che faccio, perché poi
questo, no? Stare in ascolto della vita, imparare a stare d'ascolto, che per me non è stato facile, nel senso che io sono stata la prima che fautrice della cultura del vittimismo, del è colpa degli altri. Io non è che ho dovuto fare un percorso abbastanza duro prima di arrivare a certe consapevolezze, però ecco, adesso sono arrivata ad integrare. Sono in un momento positivo perché mentre per gran parte della mia vita mi sono sentita scissa, una persona scissa tra tante cose, perché appunto facevo yoga, però poi facevo l'educatrice, però poi volevo fare la fotografa, quindi l'artista. Poi a un certo punto mi sono detta: è arrivato il momento dell'integrazione ed è stando in ascolto noi possiamo veramente integrare tutto quello che noi sappiamo e che noi facciamo, non per uno spirito egoico, no? Ma per gli altri. E quindi sto facendo questa esperienza bellissima di yoga con i ragazzi disabili che faccio online, quindi faccio in tutta Italia, e loro mi danno non so, una gioia infinita, perché poi ho creato proprio una lezione fatta proprio su di loro. Ho inventato una canzone con le asana, che le asana sono le posizioni dello yoga, che sono dei veri e propri dispositivi trascendentali, perché risvegliano quelle che sono le qualità sopite. E oltre, e con loro lo faccio giocando, e vedo che proprio l'esperienza che ho fatto con loro, che è tanto gratificante per me ed è stata una conferma, è proprio capire, cioè l'avevo già capito teoricamente, però vedere proprio come discipline come lo yoga parlano un altro linguaggio, un linguaggio che è diverso, che non è il linguaggio che si comprende cognitivamente, ma è proprio un altro livello, no? Parla proprio all'animo. E io che faccio yoga con questi ragazzi che hanno la sindrome di Down, vi posso assicurare che recepiscono quello che la disciplina richiede in una maniera così naturale, così spontanea, che per me è una grande sorpresa, e poi lo chiedono loro di farlo, perché evidentemente dà tanti benefici. Tu E sei questo sei anche perché se dovessimo raccontare tutte le cose che hai fatto e fai servirebbero altre 4 ore. Io infatti non ti sto interrompendo perché sto ascoltando con attenzione quello che stai dicendo. Hai usato anche la parola fotografa, nella presentazione c'è scritta anche fotografa canta storie. Mi hanno chiesto in un messaggio che cos'è la fotografa canta storie. Ecco, la fotografa cantastorie è un termine che ho coniato di recente per me, perché proprio me lo sono imbastito e cucito addosso. Saluto anche il nostro Mentre Daniele, nel frattempo salutiamo anche il nostro Daniele che si è appena sintonizzato, connesso con noi, non mi scelte, scusa Francesca. Tranquillo. Sì, cantastorie perché allora, mentre nella prima fase io ho sempre fatto fotografie, è stato sempre il mio mezzo privilegiato per esprimermi. Però è cambiata tanto anche, è cambiato tanto il mio modo di scattare da una fase in cui ho lavorato tanto sull'autoritratto, tanto su di me, tanto sul raccontare le mie sofferenze, raccontare il malessere, a invece cantare le storie di chi ha vinto, di chi fa qualcosa di interessante, di chi ha trovato la sua missione, e mi sono anche un po' pacificata anche in questo senso, perché anche lì ho trovato il mio senso di missione, perché penso che ognuno di noi abbia poi una missione intrinseca nel momento della nascita, e rimanendo connesso e in ascolto con la vita si può trovare. E appunto cantastorie vuol dire raccontare le storie belle. Mi sono
a un certo punto non mi dava più nulla a raccontare del malessere, ma adesso voglio raccontare delle storie belle, delle storie che siano motivanti, incoraggianti per le persone. Infatti in questo periodo sto lavorando ad un dossier, un piccolo dossier, reportage dove proprio racconto la storia di questi ragazzi con sindrome di Down che fanno yoga, che sono felici, che ogni giorno combattono con i limiti del proprio corpo, che lo fanno giocando, lo fanno in maniera assolutamente naturale, e quindi adesso sono concentrata a raccontare la loro storia, ed è un lavoro che mi emoziona tantissimo in questo momento. E ti dona anche felicità, a quanto pare. E bisognerebbe, è difficile, oltre una volta raggiunta, una volta trovata, una volta raggiunta, quando si è felici, quando si è fortunati nell'aver trovato la felicità, bisogna anche sapersela tenere stretta, quindi bisogna tenere stretto quello che, no, a partire dalle piccole cose, perché prima hai detto anche che dovremmo imparare ad apprezzare le piccole cose. Innanzitutto assolutamente, prima mi è partito anche un brano musicale, nel spostare il mouse mi è venuto un mezzo infarto, quindi tu non l'hai sentito, ma i nostri ascoltatori lo hanno sentito, e mi è partito, mi è venuto un mezzo infarto, non ero felice in quel momento. Quindi apprezzare le piccole cose e saper mantenere la felicità all'interno di noi, cioè nel proseguo della vita, perché non dovrebbe essere il raggiungimento di un momento, perché si dice che la felicità può essere anche un solo istante. Dicono che la felicità è anche un singolo istante della propria vita, e tu dici ok, sono stato felice. La fortuna è, oltre a esserlo, dobbiamo essere capaci anche di trattenerla e saper conviverci con questa felicità. Assolutamente sì. Allora, sì, infatti io chiuderei, diciamo, con una frase della poetessa americana Marianne Williamson, che dice che noi forse in realtà abbiamo paura della nostra luce e non delle nostre ombre, no? Quindi secondo me, questo per chiudere, dobbiamo pensare che è molto più facile vivere una vita in cui si incolpa l'altro, si vive appunto nella propria pozza di sofferenza. Invece è molto più difficile prendersi la responsabilità, come dicevo prima, appunto di imbastire una vita di valore, no? certo. Però è anche molto molto più gratificante. Poi più che felicità, perché come dicevi prima tu, sono dei piccoli momenti. Secondo me, allora parliamo di gioia, coltiviamo quella che è la gioia interiore, perché ce l'abbiamo tutti. Può essere sicuramente può essere un traino coltivare le nostre gioie, è no? contagiosa, ed è vero, e noi lo possiamo. Tutto questo che ho detto io sembra tanto teorico, però in realtà basta sperimentarlo nella vita quotidiana, lo possiamo sperimentare ogni giorno. Scendiamo incazzatissimi perché è tardi, perché c'è il traffico, la catena della rabbia, la catena della come dire, dello stare così nella negatività è contagiosa. Allo stesso modo, scendere nel mondo col sorriso sulle labbra porta una catena di gioia, questo è indubbio, lo possiamo veramente sperimentare. Cioè, tutto questo che io dico non è teorico, ma è sperimentato. Anche perché e lo sperimento ogni giorno, perché non è che non mi capita mai siamo tutti esseri umani e dobbiamo fare conti sempre con la nostra oscurità interna, no? Anzi, la lotta è proprio questa: non far vincere l'oscurità, ma far vincere quell'altra parte di noi che è piena di buone intenzioni, piena di volontà, piena di voglia di fare. Anche perché un sorriso
non costa nulla, e quindi affrontare la vita con un sorriso soprattutto di questi tempi, esatto, no? la rende meno triste, quindi, e coltiviamo le nostre gioie. Quindi dovremmo imparare tramite qualunque via che ognuno di noi poi va a intraprendere, perché poi prima parlavamo anche con Manuela che nell'animo, all'interno di alcune tecniche di ricerca di tranquillità e felicità, vengono utilizzate anche a livello lavorativo, a livello aziendale, quindi adesso siamo pieni di life coach che ci insegnano esatto. come si vive, no? Però fanno tutti, poi se vai a vedere comunque fanno tutti riferimento poi alla fine ai grandi maestri della spiritualità, da Buddha in poi, ma poi ce ne abbiamo avuti veramente tanti, abbiamo avuto Yogananda, abbiamo il Dalai Lama, ma abbiamo anche tante persone comuni che hanno da insegnare, ognuno di noi ha qualcosa da insegnare. E dovremmo seguire quello che ci rende felici, quindi possono anche infatti da passioni, qualcosa che ci rende felice. Tu l'hai trovata tramite la fede, ci sono tante cose che ci rendono felici. Alcune persone si rinchiudono nella musica, altre nella lettura, altre in qualunque cosa ci renda felici. Dobbiamo essere consapevoli che quello che ci rende felici, dalle piccole cose di cui dicevi tu, ci porta coltivandole, ci porta veramente dalla gioia alla felicità. Francesca, o sbaglio? Sì, assolutamente sì. Allora Francesca, sono le 19:35 e sei stata un fiume in piena, ma lo sapevo benissimo, e infatti le domande erano giusto contate perché sono degli argomenti che veramente richiedono tanto tempo, tanto approfondimento, ecco. Però noi cercato di dare degli spot di riflessione, diciamo. Hai portato, oltre agli esempi, hai portato anche la tua testimonianza tramite il tuo percorso di vita che hai fatto e che ti ha portato alla felicità, e ti auguro che resti in eterno all'interno di te. Allora Francesca, io ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a te. È stato un piacere. Spero di riaverti qui con noi, e spero che questa felicità continui. Grazie. Ti auguro un in bocca al lupo per il tuo proseguo e per tante cose. Però la prossima volta magari vogliamo far vedere ai nostri amici qualche fotografia, qualche fotografia, ovviamente. Ma magari quando finisco questo progetto sarò felice di condividerlo con voi, sicuramente. Ok, allora grazie Francesca Maruccia, ci vediamo, ci sentiamo spero presto, e spero anche di rivederti, perché ormai è un bel po' che non rivedo anche te. Un abbraccio. Sì. Ciao, un abbraccio. Ciao Francesca. Grande, grazie. Ciao Francesca. Ciao. Allora, la nostra Francesca, un fiume in piena, ci ha raccontato la sua ricerca di felicità ottenuta tramite la fede, tramite una religione, tramite il buddismo. Ha attivato gli insegnamenti della sua fede per far sì che raggiunga la sua felicità. Però dovremmo imparare, ognuno di noi, a coltivare quei momenti che ci rendono gioia, perché la gioia coltivata porta alla felicità. Allora, io ringrazio tutti coloro che sono rimasti con noi collegati anche questa sera. Ringrazio nuovamente il nostro Ezio, perché è stato il fautore di questo argomento, e lo ringrazio pubblicamente. Ringrazio il nostro Daniele, ringrazio la nostra Valeria, ringrazio Marina, ringrazio Tonia, ringrazio Gianfranco, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza, il piacere e, come dire, anche la gioia di condividere con noi quest'oretta. E ringrazio anche e saluto anche tutti coloro che ci seguiranno nel proseguo di queste dirette, e ovviamente, come tutte le puntate, rimarranno sia su Facebook che
anche su YouTube. Vorrei chiudere questa puntata con una frase che ho condiviso nelle ore scorse. È una frase di John Lennon, una frase che mi è colpita veramente tanto, anche perché la conoscevo già, e che si va a sposare appieno con quello che abbiamo detto oggi, con Manuela prima, con Francesca dopo. Io vi saluto ora perché vorrei chiudere con questa bella frase. Vi ringrazio di essere stati in compagnia con noi, con me. Da parte dello zio Bibi è tutto. Ci vediamo la settimana prossima. La settimana di Natale, qualche sorpresa. Ci sarà qualche sorpresa. Che dirvi, ragazzi? Grazie e ci vediamo in rete. A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande. Risposi felice. Mi dissero che non avevo capito l'esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita. One more time, say Can I ask you a question? Are you feeling the distance? Every single second we're apart. I know it wasn't expected that we'd have this connection, but it's best to finish what we started. So if there's an ocean between us, babe, we'll ride the waves of love. If we're sinking, don't pull away. We'll ride the change, let's ride the waves of love. We'll ride the change, let's ride the waves. It's like we're swimming in feelings, and my tide isn't shifting. Through the storms we're dancing in the eye, and every moment is heaven. Now you got me so locked in. Oh, your love goes farther than the miles. So if there's an ocean between us, babe, we'll ride the waves of love. If we're sinking, don't pull away. We'll ride the change, let's ride the waves of love. We'll ride the change, let's ride the waves of love. We'll ride the change, let's ride the waves, yeah. Coronavirus, argomenti locali e nazionali, sport, musica e situazioni in genere sulle quali discutere. Hai la tua da dire? Vorresti condividere il tuo punto di vista? Ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook sulla pagina Nova Network San Michele Salentino va in onda Ne parliamo dopo le 18. Un incontro online con tanti ospiti, domande e soprattutto risposte. Seguici e partecipa ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook dalle 18:30. Ne parliamo dopo le 18. L'appuntamento della sera di Nova Network. Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records Amsterdam, etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa intrattenimenti musicali, musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa intrattenimenti musicali, il divertimento è una cosa seria. Prezioso accessori moda, pelletteria e abbigliamento donna in via Pascoli 23